buona giornata ancora sulla nostra piattaforma audio video Videoglobe, Veneto, globe.com. Abbiamo sbagliato anche la dicitura e allora buona giornata, dicevo, perché stiamo per riparlare di Dama Castellana. Lo faremo quest'oggi in attesa dello spettacolo del 15 e del 16 di giugno. Lo faremo con Alberto Pesca, consigliere delegato della Dama Castellana. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Lo faremo con Liliana Zanivan, che è la costumista della Dama Castellana, buongiorno, e con Leda Tonon, che è l'ufficio stampa in pratica della Dama Castellana. Buongiorno a tutti. Non ruberemo il lavoro a Leda perché non sveleremo nulla, siamo stati minacciati di andare in onda, ma di non svelare nulla, insomma, della prossima Dama Castellana, perché c'è una conferenza stampa che avete programmato, mi pare, per il 6 giugno. Sì, giusto? Esattamente, sì. E quindi lì direte un po' tutto. Un po' insomma, tutto, anticiperemo cosa sarà il grande spettacolo del 14 e 15 giugno. 14 e 15, ho sbagliato io, 15 daremo 16 qualche giugno. Ulteriore indicazione. Ok, quindi 14 il preludio, 15 la Dama Castellana. Ho detto bene, consigliere delegato? Da perfetto. quanti anni fa il consigliere delegato lei? Meglio tralasciare? Più di 20 anni. Più di 20 anni. Eravamo bambini quando entrammo in Dama Castellana, no? Sì, ragazzini. Eravamo bambini. Non esageriamo, forse, vabbè. Allora Alberto, dici alcune cosine, Sì, insomma, non svelare nulla perché altrimenti lei ti bastona, ecco, quindi vedi tu. Mi onoro appunto di far parte della Dama Castellana da oltre 20 anni e diciamo che quest'anno è il 29esimo anno della Dama Castellana. Tra l'altro anche come figurante qualche volta, sì, no? O sempre? No, io ho cominciato come figurante perché non prendevano solo mia moglie, cioè mia moglie voleva, i primi anni non hanno preso lei, hanno preso me. Vabbè. È stata una vittoria grandissima, sì, questa, una delle poche vittorie degli uomini in questo caso. Poi lei si è rifatta ampiamente. Bene. Quindi diciamo che 29 anni per un'associazione di volontari, diciamo, è quasi un record, perché non è facile, perché quando c'è uno stipendio o qualcosa magari uno rimane, però da volontario sono tanti, è difficile. Quindi fra 15 giorni abbiamo l'evento della Dama Vivente, nel quale questi 400 e oltre figuranti dovranno in 2 ore e poco più di spettacolo mandare in scena il tema di quest'anno, che non è altro che il furto degli statuti e l'invenzione della stampa. Diciamo che è un tema molto molto importante, che è avvenuto a Conegliano moltissimi anni fa, quindi ci sono cenni storici e tutto. Sono i cenni storici, tra l'altro, che ci dicono che Conegliano, appunto, a Conegliano fu inventata proprio, insomma, esatto. Quindi cose anche che non sapevamo, almeno io non lo sapevo, non so voi, quindi è stata una piacevole scoperta, immagino. Esatto. E quindi in quell'occasione sfoggeremo anche 7 nuovi vestiti, abiti rinascimentali fatti dai quartieri, che praticamente andranno ad arricchire i già nostri 400 vestiti che abbiamo in sede. Allora, spieghiamolo magari per chi non è addentro alla Dama. Voi avete un parco, poi magari ne parliamo con Liliana più dettagliatamente, però voi avete un parco nutrito di vestiti, di proprietà della Dama, dell'associazione, e poi date la possibilità a ogni quartiere di farsi il proprio, così? Esatto, cioè i quartieri che con feste fatte in loco così raccolgono piccoli soldini da appassionati, da sponsor così, e piano piano raccolgono queste cifre che sono molto importanti, perché ricordiamo che un vestito, una coppia, può arrivare tranquillamente a 4.000 euro. Abbiamo dopo la Lilli sicuramente è più addentrata di me, però come mi diceva ci sono delle stoffe che arrivano anche a 240 euro al metro. Un vestito di una dama va dai 4 ai 6 metri, quindi già di tessuto andiamo a cifre elevate, e dopo ci vogliono le mani fatate di costumiste così, perché devono essere fatti col stile d'epoca, cioè col stile rinascimentale, quindi ricavato da vecchi quadri, da musei, e quindi è uno studio alle spalle. Un lavoro, esatto, molto molto importante. Comunque sbalordiremo quest'anno, perché a mio dire ci saranno dei vestiti che veramente
meritano di molto essere belli. Quindi andiamo subito con Lilli? Sì, passo la parola a lei che sicuramente i vestiti ne sa più di me. Sì, Liliana in arte Lilli, allora, Sì, no? sì. In arte Lilli, bene. Allora, costumista. Niente, mi ricollego appunto a come diceva Alberto, la fase molto importante è quella, la ricerca storica da una parte e dall'altra la ricerca anche dei materiali, perché non è solo stoffe, poi ci sono perle, passamanerie, insomma, e ovviamente anche il tipo di cuciture, che le cuciture ad esempio non devono essere mai a vista. Questa per introdurre un po' il discorso che facciamo. E per introdurre un'altra cosa, tu fai questo di lavoro o sei una volontaria come loro o fai altro? Sono una volontaria, però ho studiato per fare questo, per adesso. Ma nella vita normale cosa fai? Impiegata? No, per adesso sono disoccupata. Vabbè, quindi buttiamoci su questo, allora, buttiamoci su questo. Per nostra fortuna è disoccupata. Quindi per me è una fortuna riuscire comunque ad avere questo impegno, che è un impegno, insomma. E niente, mi ricollegavo appunto a questo, appunto anche per il progetto che stiamo facendo all'interno della scuola, dell'Ipsar ad esempio, di Conegliano, che appunto abbiamo iniziato con prima un progetto di storia e poi realizzeremo appunto la coppia, cioè quindi i costumi reali, insomma, che andranno poi a rappresentare la Dama Castellana durante l'anno, che è anche un modo per avvicinare sia i giovani all'associazione, quindi alla cultura del volontariato da una parte, ma anche dall'altra parte a quella che è la grande storia italiana, che è il Rinascimento, e la grande anche arte italiana che forse si sta un po' perdendo, che è quella del costume, della sartoria di costume, che si sta un po' perdendo tra le aziende. Io stavo buttandola là, ma apri un negozietto di sartoria, hanno aperto un po' tutti qui a Conegliano, non facciamo nomi su insomma, apriamo. Diciamo che sono prezzi estremamente competitivi e quando tu appunto parli di cifre, come aveva detto Alberto, diventano cose, cioè sono cose di lusso. Chiaramente, sono queste cose sono di lusso. Sì. Giustamente Alberto diceva, quindi un abito fatto, quanto arriva a costare? Allora, 4.000, 5.000? Sì, la coppia è su quei soldi lì, più o meno. Soldi. Sì, le cifre sono quelle, quindi sono sui 4.000, poi dipende anche da quanto è semplice o complicato l'abito, perché ad esempio un abito magari medievale è più semplice rispetto a quello barocco, perché ovviamente il barocco è molto ricco di appunto passamanerie, poi decorazioni, balze, quindi diventano oggetti di lusso, quindi questo non è proprio il momento. Chiaro. Io una volta quando facevo parte anch'io della Dama, così so che il terrore era le giornate di pioggia e bagnare e rovinare quest'acqua. Tuttora rimasto, sì? Se velluto mi tocca l'acqua, cioè sono tessuti, insomma, non so, noi abbiamo anche tafta di seta, se toccano l'acqua si macchiano e non è che possiamo metterli in lavatrice e pregare il Signore. Quindi si macchiano e quindi dovete lavarli poi, insomma, dovrete fare quello. In qualche maniera si fa, insomma, un po' con i vecchi metodi a secco o se no grandi spazzole. Però sono materiali, insomma. Sì. Quindi possiamo chiedere che abiti ci saranno quest'anno o è sotto egida della... Io sono sotto... lei è sotto l'egida della signorina Tononi. Ma è Leda che... Leda può dire che abiti... Cioè, uno, ditecene uno, avanti. Cosa abbiamo inventato, che abito c'è nuovo, che novità ci sono? Magari quello della coppia. Sì, ok, allora quello che appunto stiamo realizzando a scuola è tra i colori rosso e nero, quindi colori molto forti. Belli, milanisti, così, e non c'è ecco, non era per quello. No. Scusate. E i materiali sono seta appunto e velluto e stiamo cercando di farli ricchi, molto insomma molto potenti, sarà una coppia potente sicuramente, e le stiamo realizzando con le ragazze della quarta. Quindi sfideranno loro o sfiderà un quartiere? Sarà dato a un quartiere? Durante il casting dei nostri per scegliere i nostri figuranti, una commissione composta da noi del direttivo e il regista, abbiamo scelto la coppia più bella, cioè i più belli del reame, che rappresenteranno per tutto il 2013 la Dama Castellana. Cioè sei tu allora, l'uomo sei tu. Sì. Non so.
Quindi in tutte le nostre manifestazioni, uscite ufficiali che facciamo con la regione, usciranno con la provincia, questi escono due loro che rappresenteranno la dama castellana. Bene, esatto. Leda, dici qualcos'altro, quello che puoi dire, quello che ti hanno permesso di dire, vai. Ok. Poi ritorniamo ancora sui costumi perché è bello. Allora, prima di parlare delle altre novità che vedremo durante il grande spettacolo, volevo intanto continuare col discorso di Aspettando la Dama, che è una kermesse di appuntamenti che vengono realizzati nei weekend antecedenti il grande spettacolo. Scorso venerdì, il 24 maggio, c'è stata la grande cena rinascimentale, un grande successo, benissimo, tantissime persone. Contentissimi. Sì, c'è stata tanta festa, proprio tanto divertimento, quindi ci riteniamo molto più che soddisfatti. Dove è stata fatta? Al ristorante Chiri in Villa Trepanoce. Sì, per il terzo anno consecutivo. 4 minuti. Ok. Vai. E questa sera ci sarà un'altra cena rinascimentale, non maestosa come quella ovviamente siccome noi andremo in onda in registrata anche, quindi questa sera che cosa intendi? Dammi la data. Venerdì 31 maggio. Venerdì 31 maggio. Sì, presso l'Osteria al Baccaretto, anche là verranno servite alcune pietanze rinascimentali e ci sarà un'altra cena anche venerdì 7 giugno presso però il ristorante Al Castello. Sì, le prenotazioni si possono fare direttamente presso i ristoranti che abbiamo citato, oppure alla Dama, immagino esatto. alla Dama. Sì. Poi per quanto riguarda invece il grande spettacolo di venerdì 14-15 giugno, anche qui ci sono novità, non solo a partire dai vestiti, ma anche proprio tutta la scenografia, la sceneggiatura. Stiamo realizzando, grazie anche a contributi appunto di volontari e falegnami eccetera, delle maestose, proprio io le chiamo anche architetture proprio, sono pratiche, venite che veramente rimarrete impressionati. E poi ci saranno spettacoli di mangiafuoco, funamboli, artisti di strada, acrobati, in pratica ci sarà di tutto e di più, proprio per cercare di divertire e coinvolgere le persone. Un corteo lunghissimo perché 400 persone. Sì, il corteo storico, quello lungo di oltre 400 figuranti, sarà sabato 15 giugno. Partirà alle 20:30 dalla sede della nostra associazione, quindi da Viale Spelanzon, e proseguirà fino a tutto il centro per poi giungere in Piazza Cima, dove alle 21:15, 21:30 ci sarà appunto questo grande spettacolo. Poi il venerdì 14 invece c'è il preludio, che è in anticipazione tutto quello che andremo a vedere, realizzato con i lavori dei bambini che partecipano al concorso che è stato indetto per il terzo anno consecutivo della Dama Castellana per le scuole coneglianesi. E quindi vedremo questi giovani ragazzi che hanno realizzato veramente degli elaborati storici, artistici fantastici, e il regista li ha utilizzati per il preludio. Anche qui ci sarà la benedizione dei gonfaloni alle 20:45 presso il Duomo, per dare anche sacralità, religiosità in pratica a tutto l'evento. E importante è che la prevendita dei biglietti è già iniziata, si possono acquistare presso tutti gli sportelli di Banca della Marca oppure direttamente da noi in Dama Castellana, però solo il pomeriggio dalle 16 alle 18:30. Quanto mi costa, diciamo anche questo? Allora, per il preludio sono 10 euro e i bambini entrano gratis fino a 11 anni. Per quanto riguarda invece proprio la Dama Vivente, il 15 giugno, i prezzi variano a seconda che si scelgono le tribune laterali o la tribuna centrale. Comunque prezzi accessibilissimi. Sì, 10 ai 25 euro. Quindi ci stiamo dentro. Bene, siamo quasi in chiusura. Allora, quante ne hai di sartine sotto, o fai tutto te? No, la sartoria è composta da 8 persone, 8 signore che sono estremamente competenti, perché appunto per anni hanno fatto il mestiere della sarta da una parte, e altre perché hanno la vocazione, proprio sono brave ma anche appassionate, perché ovviamente fare il costume ci vuole una pazienza infinita, perché è sempre un work in progress, non è ovviamente un'azienda che comincia con la manica e poi finisce insomma con l'orlo, e quindi ci vuole veramente molta pazienza, e la sartoria insomma ha sempre le porte aperte, casomai qualcuno volesse imparare, qualcuno volesse ovviamente anche... Tu sei disponibile ad insegnare? Io penso che sia la cosa fondamentale di ogni mestiere. Hanno trovato la persona giusta con la Lili. Sì, veramente. Anch'io tuttora sto imparando, per cui insegnare e imparare non bisogna mai essere spaventati. Va bene, perfetto. È vero che il costume più difficile è quello per Alberto? Chiaro, sì, poi lui è difficilissimo. Ormai la taglia è robusta, la taglia è importante, quindi vabbè. Stiamo scherzando naturalmente. Allora io ringrazio Alberto Pesca, consigliere delegato della Dama Castellana. Grazie Alberto, e buona sfilata naturalmente. Grazie.
Liliana Zanivan, Grazie. costumista detta Lilli in arte, quindi della Grazie. costumista principe appunto della dama, e poi abbiamo Leda Tonon dell'ufficio stampa con bocca quasi cucita, però non insomma posso dire altro, mi spiace. il 6 giugno saprete tutto, Sì, insomma, verrà svelato molto poi di più. leggerete sui giornali insomma tutto quello che c'era da sapere, Esatto. però insomma qualcosa abbiamo già saputo, Ok, grazie a voi. abbiamo già rubato abbastanza. Esatto. Grazie a tutti, buona giornata e buona continuazione, Grazie, viva la dama. grazie. Grazie.